Grazie Luca. Mi veniva una riflessione mentre tu parlavi. Antonello ricorderà, noi che abbiamo lavorato nelle redazioni di giornali, lui le dirige ancora, ci fu una battaglia epocale, un po' di anni fa ormai, quando passammo dalla macchina da scrivere al computer. Una battaglia ferocissima che durò parecchio nelle redazioni prima che si riuscisse ad adattare i computer, perché una grossa parte dei giornalisti non volevano lasciare la macchina da scrivere, per vari motivi, un po' per abitudine, un po' perché c'era un'aura romantica attorno alla macchina da scrivere che era abbinata intanto il rumore dei tasti era fondamentale, non si poteva stare in una redazione silenziosa perché i tasti del computer non facevano alcun rumore, difatti all'inizio fecero alcuni computer che riproducevano, poi non ebbero successo, ma riproducevano il rumore della macchina per scrivere, per dare il rumore ai giornalisti che mancava. Ai giornalisti cominciava a mancare tutto, mancava il rumore dei tasti, mancavano le bottiglie di GB sul tavolo e mancava la possibilità di fumare in redazione, perché nella redazione il tavolo del capo redattore era sepolto dalla nebbia a metà, eccetera, e non vedi neanche più le bottiglie di whisky che spesso in tante redazioni c'erano. Cioè cambiavano tutti i parametri del lavoro un po' romantico del giornalista che fuma, che beve, che scrive e fa casino con la macchina. Quindi redazioni asettiche, pulitissime, silenziose, un po' ospedaliere, facevano molta paura. E i giornalisti fecero una grande battaglia di retroguardia, naturalmente perduta ovviamente, per opporsi all'uso del computer, poi fummo travolti inevitabili dal computer. Oggi però nessuno di noi tornerebbe indietro, inevitabilmente, perché la bellezza, pensate solo alle correzioni, prima sul foglio di carta, con la matita, con la penna, a quelle erano fogli di carta illeggibili quando venivano consegnati al prote in tipografia che doveva ribattere l'articolo, non capiva niente e spesso veniva fuori delle cose orrende. Adesso ti correggi da solo, vengono fuori ugualmente strafalcioni, ma questo è un problema del singolo, eccetera. Questo per dire che cosa cambierà? Sì, cambierà tutto, però alla fine cambia il mezzo, cioè invece della macchina da scrivere usi il computer, usi 140 caratteri di Twitter, è vero, però alla fine devi sempre saper scrivere. Se non sai scrivere un articolo, un libro, una poesia, quello che vuoi tu, puoi avere il mezzo più bello che c'è, al massimo ti corregge la parolina strana che tu vuoi dire, il correttore automatico te la modifica secondo un linguaggio standard. Credo che alla fine la capacità umana, intellettuale di scrittura nel nostro caso rimanga, anche se cambiamo i mezzi.